Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apertura di rigore di Panorama Sardo per l'evento internazionale che per 2 giorni ha visto Cagliari capitale europea della microfinanza e dell'inclusione creditizia. Dopo diverse capitali europee è stata la Sardegna quest'anno a ospitare al P-Hotel il confronto tra gli operatori di settore del vecchio continente per discutere di nuovi modelli di sviluppo locale, di inclusione finanziaria e di economia sociale, roadmap per la sostenibilità e lo sviluppo inclusivo. La microfinanza come catalizzatore per rafforzare le comunità locali. Il titolo dell'evento che si è sviluppato tra workshop, laboratori, assemblee e panel. È stata un'occasione irripetibile per mettere a confronto gli esperti con attori pubblici e privati per una riflessione su come domanda e offerta di risorse finanziarie possono incontrarsi in un'ottica di sviluppo sostenibile ed equo. L'appuntamento è stato organizzato dalla Rete Europea della Microfinanza in collaborazione con la Rete Italiana di Microfinanza e Inclusione Finanziaria e CoopFin, finanziaria delle imprese sarde, che ha l'obiettivo di sostenere il sistema cooperativo. Al centro del dibattito la microfinanza, un insieme di servizi finanziari e non finanziari offerti a individui, famiglie e piccole imprese esclusi dai canali bancari tradizionali. In Europa oggi si contano circa 400 organizzazioni impegnate nel settore con un portafoglio crediti di 7 miliardi di euro, a sostegno di 1,5 milioni di clienti attivi. E benché l'Europa riconosca da tempo il ruolo della microfinanza nella lotta alla povertà, nella promozione di attività economiche come fattore di inclusione finanziaria, non esiste ancora un'organizzazione giuridica a livello europeo e ci sono ancora diversi temi e iniziative chiave che l'Unione sarà tenuta ad affrontare nei prossimi mesi e anni, come ad esempio i rischi connessi a una riduzione della spesa sociale e quindi del microcredito nel budget 2028-2034 di Bruxelles. Argomenti fondamentali per chi si occupa di questi temi, che sono stati al centro della discussione tra gli esperti della conferenza nell'isola. La Sardegna è stata pioniera in tale ambito con la creazione nel 2008 di uno dei primi fondi pubblici dedicati al microcredito in Italia e in Europa. Inoltre in Sardegna ha sede l'unico operatore di microcredito in Italia, la CoopFin, dedicato alle cooperative. L'evento cagliaritano ha visto per 2 intere giornate il susseguirsi al microfono di esperti e operatori del settore, arrivati da tutta Europa e oltre, dalle istituzioni di microfinanza ai fornitori di servizi, dai responsabili politici europei e nazionali.
agli investitori, alle banche e agli accademici. Tra gli ospiti di primo piano Thomas Bocek, vice governatore della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, Cristina Dumitrescu, capo della unità di finanza inclusiva presso il Fondo Europeo per gli Investimenti, Dubravka Šuica, commissaria europea per il Mediterraneo, e Simone Gamberini, presidente di Coop Fond e Lega Coop, Monsignor Giuseppe Paturi, vescovo metropolitano di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Giuseppe Lupo, europarlamentare, e la presidente della Regione Sarda Alessandra Todde. Il dibattito si è concentrato sul ruolo cruciale della microfinanza nel rafforzare le comunità locali e regionali, nel promuovere la coesione sociale e nel migliorare la cooperazione, ma anche su come garantire che i bisogni di finanziamento del settore siano pienamente integrati nel prossimo ciclo di programmazione europea. Sono stati numerosi i temi che hanno animato i lavori. Centrale il dibattito sul ruolo strategico della microfinanza nel promuovere modelli economici locali più equi e sostenibili, soprattutto nelle aree interne segnate da declino demografico ed economico, come il caso della Sardegna. Spazio anche al tema della regolamentazione. Uno degli workshop infatti è stato focalizzato nell'analisi dei diversi modelli regolatori europei con l'obiettivo di ricavare indicazioni generali che permettano una migliore diffusione dei modelli di microfinanza. La conferenza si è sviluppata su un argomento di stringente attualità: quali sono le cause strutturali e comportamentali che portano le famiglie e le microimprese in situazioni di vulnerabilità finanziaria? Quali sono gli strumenti pratici per prevenirlo e gestirlo? E in che modo il microcredito, combinato a una sinergia con le politiche pubbliche e i servizi non finanziari, come l'educazione finanziaria, il coaching, il mentoring, può rappresentare una risorsa per chi si trova ad affrontare il problema? Queste alcune delle domande che hanno provato a trovare risposte durante i tavoli di lavoro. A Cagliari si è discusso anche di come gli operatori di microcredito possono supportare le istituzioni regionali e nazionali nel realizzare iniziative di microfinanza e finanza inclusiva finanziate dai fondi strutturali europei per massimizzare gli effetti su comunità locali e microimprenditori. Non è mancato uno sguardo laterale su approcci innovativi per rafforzare la salute finanziaria e la resilienza di micro e piccole imprese. La conferenza si è sviluppata di rigore anche sul tema dell'inclusione a 360 gradi ed è stata l'occasione per riflettere sulle esigenze finanziarie dei migranti, sull'adeguatezza degli strumenti finanziari esistenti e il ruolo del settore delle tecnologie fintech per aumentare l'inclusione di gruppi vulnerabili. Durante la 2 giorni si è affrontato anche il nodo dell'accesso degli istituti di microfinanza europea a risorse finanziarie e ai rapporti che questi enti sviluppano con investitori pubblici e privati e le opportunità che strumenti innovativi come i social bond e l'impact bond possono offrire al loro sviluppo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità.
E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. Apriamo questa nuova puntata di Panorama Sardo con Carla Della Volpe, che aveva un progetto molto ambizioso, quello di portare il microcredito europeo nella sua Sardegna, e ci si è riuscita. Dobbiamo dire che è stata un'impresa, 300 istituzioni che arrivano dal continente, è veramente un progetto che voi avete portato avanti per 2 giorni con grande successo. Sì, la conferenza europea della microfinanza, che di solito si tiene ogni anno nelle capitali europee di tutta Europa. Per la prima volta si tiene in Sardegna, per la prima volta si tiene nel sud dell'Europa, quindi insomma noi abbiamo accettato questa sfida di provare a organizzare la conferenza qui in Sardegna a Cagliari, 300 istituzioni da tutta Europa che sono arrivate qui in Sardegna, esponenti della Commissione Europea, della Banca Centrale, della Banca Europea degli Investimenti, insomma una grande soddisfazione sicuramente per tutti noi e una importante visibilità anche per la nostra isola. Carla Della Volpe è giovanissima, ma ha fatto un percorso molto importante che l'ha portata ad essere leader di questo settore a livello nazionale. Beh, Copfin è l'unico operatore di microcredito in Sardegna ed è l'unico operatore di microcredito rivolto alle cooperative in Italia, quindi insomma siamo un po' un unicum nel panorama nazionale sicuramente. Quanto è difficile confrontarsi, dialogare, ma essere anche un'alternativa rispetto agli istituti di credito? Beh, qui parliamo di inclusione finanziaria, che per noi è un tema molto importante.
parliamo di educazione finanziaria, su questo sicuramente ci distinguiamo. Oggi qui alla conferenza andiamo a sviluppare temi per noi importanti, non solo l'inclusione finanziaria, ma la disoccupazione giovanile, la disoccupazione femminile, lo sviluppo locale, lo sviluppo delle comunità, ma anche le politiche di coesione, ma anche i fondi strutturali, insomma tutta una serie di temi che riteniamo che diciamo, i decision maker, lo dico in inglese, internazionali, ma anche gli stakeholder locali si debbano prendere la responsabilità di discutere e di proporre anche un modello di sviluppo diverso rispetto a quello che abbiamo costruito fino ad oggi. Una delle peculiarità di questo congresso è quello di contrastare questa decisione o questo obbligo a livello europeo: mancano i soldi, diminuiamo il nostro investimento sul sociale, e questo vi coinvolge in prima battuta. Questo è un tema fondamentale, il nuovo budget che si sta discutendo da quanto si sa andrà a tagliare le spese sulle politiche di coesione a favore delle politiche sulla difesa. Questo per noi non è accettabile, perché andrà evidentemente a ricadere sulle fasce più vulnerabili della società, che ormai sono tante, perché le disuguaglianze sono diventate strutturali purtroppo nelle società oggi. In Europa ci sono concentrazioni di benessere che prima non si erano mai viste, così come fasce di povertà che prima non si erano mai viste. Purtroppo c'è questa tendenza di voler in qualche modo ridurre tutto quello che riguarda spese sociali, investimenti, soprattutto sulla parte della popolazione che più soffre. Noi pensiamo che questa cosa invece rimanga una forte priorità. Il microcredito e la microfinanza sono stati negli anni riconosciuti dalla Commissione europea, ma dagli Stati nazionali, come uno strumento efficace di lotta contro la povertà e la disoccupazione, soprattutto giovanile. Quindi non c'è alcuna ragione per interrompere, anzi c'è bisogno di uno sforzo ulteriore, perché il livello di bisogno, se pensiamo semplicemente che in Italia abbiamo 10 milioni di persone che sono finanziariamente escluse, e abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che rimane 3 volte quello medio, cioè 20% della popolazione giovanile è in una condizione di disoccupazione, e poi c'è tutto il tema della precarietà. Quindi strumenti finanziari che aiutino a creare lavoro, a creare occupazione e a dare risposte ai bisogni primari della popolazione rimangono dal nostro punto di vista una priorità assoluta. Presidente Picco, quali sono i numeri oggi della rete italiana? I numeri sono ancora piccoli purtroppo rispetto alla dimensione della domanda in Italia. Stiamo parlando comunque di 26 organizzazioni nella rete italiana di microfinanza che si occupano in maniera dedicata e specializzata su questo tema, che realizzano ogni anno attorno ai 20.000 prestiti complessivi. Però accanto a questo ci sono tutte le attività antiusura e di accompagnamento sul territorio che sono altrettanto importanti. Quindi la presenza e la copertura sta crescendo, abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di una risposta soprattutto da parte del governo, dello Stato italiano, da un punto di vista degli strumenti e anche del dialogo con le realtà bancarie, che attraverso la microfinanza possono tornare ad avere una presenza di prossimità che oggi purtroppo si è ridotta drasticamente. Il governo ha attenzione in questo momento che riguarda il varo della manovra finanziaria per il vostro settore? Allora, c'è una normativa italiana importante che comunque esiste e ha una sua forza. Dal punto di vista delle dotazioni finanziarie, ahimè no. Anzi, questa è una delle richieste che noi continuiamo a fare, che ci siano, soprattutto per quanto riguarda il microcredito sociale, un fondo dedicato. C'è uno strumento nazionale che funziona bene da alcuni anni, che è il Fondo Centrale di Garanzia per il Microcredito, che aiuta a ridurre il rischio finanziario e quindi che incentiva anche le banche a rifinanziare le istituzioni di microfinanza. Però stiamo parlando di somme ancora troppo piccole, bisognerebbe portarle a livelli almeno 4 volte superiori. Siete avversari degli istituti di credito? No, assolutamente, anzi direi che ci sono delle esperienze anche in Italia, non cito i nomi per ragioni chiaramente di non fare pubblicità, di banche commerciali che hanno capito l'importanza del microcredito, perché includere e accompagnare persone e imprese verso un circuito finanziario come la microfinanza significa preparare per loro i clienti di domani.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il segretario generale nazionale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, è sbarcato nei giorni scorsi in Sardegna per un evento programmato in uno spazio temporale di grande disagio e di ampie aspettative. Focus su transizione energetica, industria, lavoro e ambiente e sull'importanza di una strategia energetica per affrontare la crisi dell'industria in Sardegna con l'intervento della segretaria generale regionale Daniela Piras, che ha aperto il convegno dibattito organizzato a Cagliari dal sindacato di categoria per parlare di transizione energetica, industria, lavoro e ambiente e pace in relazione al conflitto russo-ucraino. La Wiltec nazionale ha esercitato con determinazione e responsabilità, soprattutto nell'ultimo biennio, l'azione sindacale volta a tutelare, dal punto di vista della sicurezza sanitaria e ambientale, il lavoro degli addetti nelle industrie e dei settori di competenza con protocolli ad hoc che hanno fatto da apripista ad intesa sul tema tra istituzioni, confederazioni imprenditoriali e sindacali. E con la medesima predisposizione ci si è preparati ad affrontare le conseguenze degli eventi bellici alle porte dell'Europa, che tanto incidono sul fabbisogno energetico del Paese e sulle tasche degli italiani. Occorre rimodulare quanto era previsto originariamente dalla transizione energetica all'interno dei confini nazionali, affinché attraverso scelte sostenibili si possano tutelare lavoro e produzione, una sinergia fondamentale su cui basare la ripresa economica dell'Italia. In questo contesto il sindacato è consapevole di dover giocare un ruolo strutturale, perché la UIL è un pezzo della democrazia nazionale che costituisce quell'inesauribile energia di cui ha bisogno l'Europa intera.
Di questo e di molto altro si è discusso a Cagliari per intraprendere un percorso che guarda con fiducia al tempo che verrà e alla possibilità di una tregua nell'est d'Europa. Su un tema la UIL non ha dubbi: alle rinnovabili non si deve rinunciare con l'obiettivo di un mix energetico. Nel corso del convegno si è chiarito che sono necessarie anche altre scelte che siano in grado di garantire la transizione. Non si mettono in discussione le rinnovabili. Il dibattito oggi è su come arrivarci e quali possono essere gli elementi che garantiscono una transizione energetica. Ma c'è anche un'altra transizione, quella sociale, perché ci sono da considerare anche il numero degli addetti che si perdono, la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici che soffrono queste scelte, la condizione sociale dei territori, perché se le aziende si trasferiscono non è solo un problema per i lavoratori e le lavoratrici, ma è anche un problema per il territorio. Sardegna, laboratorio per le transizioni, energia, industria, lavoro e ambiente, una convivenza necessaria, è il titolo dell'incontro nell'ambito dei lavori del Consiglio nazionale della UIL Tech. L'appuntamento di grande rilievo nazionale è stato dedicato alle sfide cruciali della transizione energetica, industriale e ambientale, con particolare attenzione al ruolo strategico della Sardegna, regione che può diventare un laboratorio e modello di sviluppo capace di integrare lavoro, innovazione, sostenibilità e tutela dell'ambiente. La Sardegna può trasformarsi da terra di vertenze irrisolte a protagonista di un nuovo paradigma di sviluppo, dove transizione energetica, industria, lavoro e ambiente non sono in conflitto, ma parte di una visione comune che mette al centro le persone e il futuro del paese. Inevitabilmente accompagneranno la trasformazione e noi che da questo punto di vista e dalla nostra prospettiva abbiamo la necessità e l'interesse di far sì che questa trasformazione accompagni sicuramente anche quella sociale, che quindi vengano garantiti tutti i posti di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici che sono interessati a questa grande trasformazione. Le emergenze industriali in Sardegna sono le vertenze che stiamo vivendo, purtroppo vedendo irrisolte ormai anche da 10 anni. Mi viene da pensare al polo industriale di Portovesme piuttosto che al petrolchimico di Porto Torres, ma sicuramente il grande elemento discriminante per la Sardegna è stato quello sempre di non avere una strategia energetica. Questa è una grande opportunità per noi. Il nuovo DPCM che finalmente decide e indica la via per la metanizzazione di questa regione può essere una grande opportunità, ma merita attenzione, merita tempi certi, merita accordi precisi, perché non possiamo aspettare ulteriormente. Abbiamo già perso troppi treni e ora siamo arrivati veramente alla svolta. Questo è il momento nel quale la Regione Sarda, le organizzazioni sindacali, Confindustria, le aziende devono decidere se veramente vogliono dare una prospettiva anche a questa regione, che non è un luogo comune, non è una frase fatta, può essere veramente un laboratorio e un ponte anche per le politiche energetiche nazionali. Molto importante perché noi dobbiamo affrontare una transizione energetica, è una situazione complicata, ci sono 2 guerre in corso e ovviamente le ricadute sono in modo particolare per le grandi aziende. Il costo dell'energia in Italia è fra i più alti in Europa, noi ci troviamo spesso ad affrontare crisi aziendali con le aziende che ci dicono che costa troppo l'energia e che quindi si trasferiscono in Spagna o in altri paesi. Quindi intanto come affrontare la transizione energetica e come affrontare di conseguenza un costo dell'energia troppo elevato, che non è solo per le aziende, anche per le famiglie. Credo che ognuno di noi possa verificare quando arrivano le bollette l'aumento dei costi. Quindi come affrontarlo, oggi lo facciamo con i principali stakeholder del sistema, e come trovare una soluzione che sia in grado di mettere in sicurezza l'azienda e di chiedere al governo italiano e all'Europa, che su questo dovrebbe fare molto di più, delle soluzioni efficaci. Ci sono alcuni paesi europei che hanno già messo in campo delle decisioni utili per verificare e per evitare che grandi aziende del sistema possano aumentare i prezzi a seconda delle occasioni che capitano. Bisogna fare controlli, bisogna avere il coraggio di sfidare anche grandi aziende che da questo punto di vista probabilmente dettano le regole del mercato. Noi dobbiamo assolutamente rispondere a quelle che sono le indicazioni sulla transizione energetica. Probabilmente l'obiettivo sarà composto da un mix energetico, sia le rinnovabili ma sia altre scelte che siano in grado di garantire la transizione.
Nessuno mette in discussione le rinnovabili. Stiamo discutendo su come arrivarci e quali possono essere gli elementi che garantiscono una transizione energetica. Io vorrei ricordare una transizione sociale, perché vale anche il numero degli addetti che si perdono, vale anche la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici che soffrono queste scelte, vale anche la condizione sociale dei territori, perché se le aziende si trasferiscono non è solo un problema per i lavoratori e le lavoratrici, ma anche un problema per il territorio. Noi venerdì abbiamo presentato al governo una serie di proposte, sia su dove possono essere prese delle risorse, sia sulle cose che secondo noi sembrano importanti in questo momento per il Paese. La priorità ovviamente per quello che ci riguarda sta sui salari. Le condizioni economiche di chi lavora e oggi di chi sta in pensione risentono della perdita del potere d'acquisto degli ultimi anni. Bisogna dare priorità al recupero di quella perdita del potere d'acquisto. Per noi lo si fa attraverso il rinnovo dei contratti e abbiamo chiesto al governo, per quello che riguarda il settore privato, la detassazione degli aumenti contrattuali. Per quello che riguarda il settore pubblico ci sono dei soldi già stanziati per il 2027, continuiamo a chiedere che siano immediatamente resi disponibili per rinnovare i contratti che sono in discussione in questi giorni. Le condizioni economiche dei lavoratori medi credo che stiano tutti verificando, stanno peggiorando giorno dopo giorno. C'è un lavoro povero in questo Paese, c'è il lavoro di chi oggi pensava di essere al sicuro avendo uno stipendio di un certo tipo e invece si accorge di essere povero perché non ce la fa arrivare alla fine del mese. E c'è un lavoro ancora più povero di tanti giovani, tanti ragazzi, tante ragazze che hanno lavori part-time, precari, e quindi per noi questo è il primo tema. Da sindacalisti pensiamo al lavoro e alle condizioni delle persone che rappresentiamo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
spirito sombras paren chi beni namie ti chiedo tornare su Zambene è la vita mia ti chiedo leare ogni cosa tu arcanos libros in domomea sento le parole tue ti chiedo tornare su Zambene è la vita che se non è più casa mia, sento le tue melodie. Ti chiedo le bellezze meno note di una terra impagabile, una Sardegna speciale, quella raccontata e narrata dal Sardinia's Tourism Experience. Il progetto mette assieme Bosa, Dolianova, San Luri e Sant'Anna a Resi, le unisce con un filo verde che accomuna storia, natura, tradizioni, enogastronomia e cultura del territorio, soprattutto di un territorio produttivo e operose. Le comunità del Sulcis, Medio Campidano, Parteolla e Planargia, con i loro sindaci Alfonso Marras, Ivan Piras, Alberto Urpi e Paolo De Sì, hanno preso parte alla presentazione del progetto all'assessorato al turismo. A fare gli onori di casa l'assessore Franco Cucuredu per un momento speciale, per quello che deve essere il racconto spalmato su quasi 3 mesi di un progetto che punta ad accomunare e condividere gli aspetti meno noti delle 4 comunità. Finalmente facciamo squadra, è un progetto molto prezioso, ha detto il sindaco di San Luri Alberto Urpi. Paolo De Sì, primo cittadino di Sant'Anna a Resi, ha rimarcato la forza del territorio. I nuraghi, ma anche le cantine, ma anche le produzioni artigianali sono al centro di questo progetto. Per Ivan Piras, sindaco di Dolianova, c'è da raccontare una capitale, quella del Parteolla, inedita e poco conosciuta. Per Alfonso Marras, primo cittadino di Bosa, è ovvio che si parta dal fiume, dalle storie del castello Malaspina, di quello che è un percorso storico e culturale di grande pregio. Insomma, i 4 sindaci, accompagnati dagli assessori Chico Feno, Marco Mannaitana, Marco Mannu e Fabrizio Collu, hanno preso parte a una narrazione che si sente calda e avvicinante. Le 4 escursioni saranno condite di presenze e degustazioni, dalle cantine ai frantoi, passando per panifici, caseifici e altre piccole aziende del territorio. Un modo nuovo che verrà filmato e raccontato sino a poter produrre una clip che sarà la narrazione video di quello che accade in una Sardegna poco conosciuta, ma non per questo meno da amare. Un progetto che punta a riscoprire quelle che sono le parti meno note della comunità. A Dolianova cosa si può proporre? A Dolianova noi abbiamo una straordinaria cattedrale romanico-pisana, una delle più belle in Sardegna, da visitare, un monumento, un patrimonio di tutta la comunità sarda che, coniugata con le eccellenze del territorio,
può trasformarsi in un mix di proposta veramente interessante, elemento che noi vogliamo mettere a disposizione per avviare quel percorso di destagionalizzazione del turismo ormai necessario alla nostra Sardegna. Dolianova è nel cuore del Parteole, è un po' la capitale del Parteole. Con altre comunità si punta a dare una vitalità diversa col turismo esperienziale, con questo progetto, il Sardinia Tourism Experience. Ecco, per un sindaco che motivo d'orgoglio è poter mettere, come dire, in vetrina la propria comunità? È una grande soddisfazione perché sta a significare che comunque abbiamo un patrimonio storico importante, un tessuto produttivo che sviluppa e che produce delle eccellenze significative ormai conosciute in tutto il mondo. Il nostro obiettivo vuole realmente diventare volano d'attrazione di turisti e far sì che la Sardegna possa essere fruita non più da giugno ad agosto-settembre, ma durante tutti i 12 mesi dell'anno. Assessore, sul turismo esperienziale spesso si coniuga anche la parola destagionalizzare, avere più visibilità nei mesi di spalla o in quelli meno battuti. Il progetto va in questa direzione. Qual è il suo punto di vista? Il turismo esperienziale è un termine usato e abusato nel settore del turismo perché chi viaggia fa esperienze naturalmente, però abbiamo voluto dargli un particolare significato al termine esperienziale in uno dei 12 cartelloni nei quali si articolano i bandi dei grandi eventi, che è quello di far vivere ai partecipanti realmente l'evento, realmente il luogo, quindi non soltanto una partecipazione passiva ma proprio un coinvolgimento attivo. Ecco, quindi questa modalità di interpretare il turismo esperienziale, ripeto, fare un'esperienza, anche andare a visitare un nuraghe, entrare in contatto con la civiltà nuragica è sicuramente un'esperienza, però in questo caso è un'esperienza a tutto tondo, nel senso che ci si immerge in realtà anche molto particolari come le 4 che sono state scelte in questo progetto, che danno uno spaccato vero di come sia articolata la Sardegna e soprattutto fatto in questa stagione dove c'è una massima concentrazione di eventi di tutti i generi, da quelli sportivi a quelli culturali, anche l'esperienziale dà il suo contributo per favorire un maggior numero di presenze nella bassa stagione. Quindi una visibilità forse diversa, usando questo termine per coprire un po' tutte le curiosità di uno che frequenta la Sardegna dell'interno, vede le situazioni meno note, meno divulgate, e si parla anche di produttività, di tessuto socioproduttivo, quindi sono coinvolti i caseifici, gli oleifici, chi mette i sottoli e gli insaccati, insomma c'è una Sardegna un po' diversa che fa squadra. Ma sì, la Sardegna è stata caratterizzata negli ultimi anni da avere un monoprodotto molto forte e si tratta ora di costruire prodotti che non siano alternativi ma che siano complementari a questo primato molto forte che abbiamo. E quindi come lo si può fare? Sicuramente valorizzando tutti gli attrattori culturali e ambientali, ma anche tutti i saper fare artigianali e quelli naturalmente legati alla trasformazione dell'agroalimentare. San Luri come epicentro di una zona molto produttiva, molto ricca di elementi artistici, religiosi, architettonici. Perché la partecipazione a questo progetto Sardinia Tourism Experience? Perché è un modo di fare promozione originale, cioè è il modo di promuoversi insieme a comuni che non sono dello stesso territorio, della stessa provincia o della stessa unione dei comuni, ma è il modo di farlo insieme con altri comuni con i quali comunque abbiamo diverse affinità. Penso al turismo medievale, cioè il castello di San Luri, il castello di Malaspina Bosa, penso al turismo sull'enogastronomia, il vino quindi San Luri, il vino Dorianovo, il vino Sant'Adi, insomma un modo di fare promozione uscendo un po' dal proprio territorio per dare una dimensione regionale ai turisti per i quali le dimensioni e le distanze sono molto diverse da quelle che pensiamo noi. Ecco, San Luri, patria del pane, patria del civrage, uno degli elementi caratteristici, la zona ricca del grano, dei cereali. In che modo si manda avanti un percorso che sia accattivante per chi nei mesi di spalla, cioè quelli meno battuti per le spiagge, decide di visitare l'interno dell'isola? La nostra è una promozione turistica che va su diversi filoni. Il primo è quello del turismo storico, cioè a San Luri ci fu l'ultima battaglia per l'indipendenza dei giudicati sardi nel 1400 e al fatto storico associamo un luogo storico, il castello di San Luri, che oggi fa oltre 15.000 biglietti paganti. A questo associamo il turismo
turismo enogastronomico, quindi sulla filiera dei cereali, proteggendo, abbiamo portato ormai il marchio del nostro pane Civragio, un marchio protetto DOP, quindi ci abbiamo associato però anche il museo della panificazione, quindi castello, turismo medievale, storico, turismo enogastronomico con la filiera dei cereali, il museo della panificazione e poi le cantine, insomma, con il vino locale. Quindi un'offerta turistica a 360 gradi dedicata a chi non sceglie la Sardegna solo per il mare o a chi sceglie anche d'estate dedicare un giorno all'interno, a 20 minuti da un aeroporto, da un porto. Dedichiamo la nostra offerta turistica anche ai sardi, perché sono convinto che tanti sardi, tanti cittadini della Sardegna non conoscono le caratteristiche e le potenzialità di questi 4 comuni che oggi si mettono insieme per promuoversi e per dare un'offerta turistica importante, regionale, nazionale e internazionale, ma anche regionale. Sardinia Experience è stato costruito dall'operosità delle associazioni ACIB Mediterranea e CRA Regione. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. I nostri padri fondatori avevano un sogno, la spiaggia di Bellesa Manna. Far sorgere in quel paradiso un resort 5 stelle. Quel puntino rosso cos'è? Piccolo furiadrogio di un vecchio pastore. Non sarà mai un problema. Nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda. Signore Fisio? Oh, ma quanto ti hanno offerto? 150 milioni. Alziamo l'offerta? 300 milioni! No! Se Kubrick passava una settimana qua,
L'Odissea nello spazio la faceva nel 3001, 2500 posti di lavoro più l'indotto. Provateci voi. Appunnato che no. Sì. No. Quanto ha rifiutato stavolta? 1 milione di euro. Giacomo, su, guarda, su. È più facile che si dimetta il Papa che Fisio Mulas venda. Qui è rimasto tutto con me. Fra un po' non cambiano neanche più le stagioni. Però avete la bellezza nel nome, bellezza manna. È una grande fortuna. Biwasila, si spiaggia, come te è bella. Poi te che è bella. Questa che hai detto tu. Tu sei più bella di ieri, vita. Ti ci fai battere il cuore. Ma quanto vuoi che vada avanti questa storia? Giusto per saperlo, Non so chinare la testa, che non si china la testa. Aici anda sa vita. Come? La vita va così. E non è il caso da aspettare, non è il caso da aspettare mai più. E questo grande sacrificio che ti viene chiesto verrà ampiamente ricompensato. Con... quanto? La Sardegna è un paradiso da salvaguardare dagli speculatori e molti dei suoi abitanti, un tempo riconosciuti testardi, ma anche ingenui, in questo caso davvero isolato, difficilmente condizionabili anche quando il tornaconto sarebbe potuto essere una straordinaria possibilità di fare business. La vita va così è il titolo dell'ultimo film di Riccardo Milani, regista profondamente legato alla nostra isola dove ormai vive ogni momento dell'anno lontano dal lavoro nella sua residenza di Santa Margherita di Pula. Il film da dopodomani sarà in programmazione in tutta Italia dopo aver aperto con unanimi consensi la 20ª edizione del Festival del Cinema di Roma e debuttato in prima nazionale in un teatro lirico di Cagliari gremito in ogni ordine di posti. Il regista romano, dopo il grande successo in sala e in TV del film Nel nostro cielo un rombo di tuono, ha voluto dedicare proprio a Gigi Riva un'opera cinematografica che vuole soprattutto essere un atto di accuso agli speculatori edilizi che hanno cementato per anni la Sardegna, comprando terreni meravigliosi per un pezzo di pane da pastori che non ne sapevano valutare il valore commerciale. Ed eccoci al racconto della vita va così. È il 1999 e Fisio Mulas, interpretato dall'84enne attore debuttante Giuseppe Ignazio Loi, vive in una casa sul mare della Sardegna del Sud, pascolando le sue mucche nella incantevole spiaggia di Capo Malfitano. Sua moglie e sua figlia Francesca, nel ruolo una strepitosa Virginia Raffaele, si sono trasferiti nel paese vicino Bella Samanna, ma lui e Fisio non ne vuole proprio sapere di abbandonare quella dimora fatiscente che era di suo padre e di suo nonno. E non lo fa nemmeno quando un gruppo immobiliare milanese, il cui gran capo è interpretato da un cinico Diego Abbatantuomo, che vuole costruire un resort a 5 stelle ecosostenibile proprio lungo quel tratto di costa. Gli viene offerta una cifra importante per andarsene. Nel frattempo, gli abitanti di Bella Samanna avevano già ceduto alle lusinghe del gruppo immobiliare, anche perché era stata loro promessa l'assunzione nel futuro resort. Ma Efisio ripete che casa sua non ha prezzo. Dunque, l'amministratore delegato del gruppo immobiliare manda sul posto il suo fidato capocantiere, Mariano il Palermitano, interpretato dall'attore Aldo Baglio, per convincere Fisio ad accettare. La figlia Francesca si ritrova in mezzo fra la solidarietà verso il padre e la terra della sua regione e l'ostilità dell'intera comunità.
Dopo l'esperienza di successo di Nel nostro cielo un rombo di tuono, anche questa volta Riccardo Milani ha scelto di dare spazio nel suo cast ad una squadra di professionisti del cinema, rigorosamente made in Sardinia. Autore della colonna sonora che accompagna il film, il musicista cagliaritano Moses Concas, che vinse Italia Got Talent nel 2016. Tra i protagonisti della Vita va così spiccano i nomi di 4 attori sardi. Geppi Cucciari, un magistrato che sa farsi rispettare. Massimiliano Medda, il farmacista del paese che sogna di moltiplicare i propri affari. Non so se lo sai, ma io mi sono laureato negli anni 60, quando in Sardegna c'era il più alto numero di laureati d'Italia. Ed ora faccio il farmacista in un paese di centenari che stanno bene con pecorino e cannonau. E io non faccio una lira. I turisti invece sono quelli che si riempiono di farmaci inutili, che magari poi non usano e fanno scadere. Quindi io ti chiedo... No, ma... Jacopo Cullin, che è il figlio di Efisio Mulas, che non riesce a convincerlo ad accettare la proposta dell'immobiliare milanese. E Gabriele Cossu, il parroco, che ci prova in tutti i modi senza successo come tutti gli altri. Vabbè, su, dai. No, vado a lei che lo convinci. Dai, manera, oh. Ciao, Efisio. Saluti. Come stai? Sì, Giuseppe. Bene. Ora, Efisio, so che hai ricevuto una offerta importante per vendere il tuo fuori ad Roju, per costruirci un resort, e so che l'hai rifiutata. È tutta la vita che la nostra comunità aspetta un'occasione del genere. Ora, Efisio, in nome di nostro Signore, ci vuoi ripensare? A Punago no. La Vita va così è tratto dalla storia vera che ha avuto per protagonista il pastore Ovidio Marras, scomparso il 6 gennaio del 2024 a 93 anni, che Riccardo Milani ha saputo sceneggiare con la collaborazione di Michele Astori, alternando i toni della commedia alla tragedia di un uomo che si ostina a dire no, potendo contare solo sulla solidarietà della figlia Francesca. Un bel regalo alla Sardegna, che è sempre capace di ripagare in termini di successo il regista romano, a cui lasciamo la prima parola al microfono dell'inviato di Panorama Sardo al Teatro Lirico. Valerio, torna ai nostri microfoni Riccardo Milani dopo Rombo di Tuono e gli altri successi cinematografici. La Vita va così, uno spaccato di Sardegna che è attuale, una storia realmente avvenuta che Milani ha romanzato in modo drammatico ma anche ironico. Sì, io cerco di fare film così, che raccontino un po' la realtà del nostro paese, dove le realtà sono interessanti, dove le realtà esprimono qualcosa, esprimono dei valori. Qui i valori in gioco sono tanti, è vero che ci si ride, è vero che ci si emoziona, ma perché ci sono gli esseri umani di mezzo, con i loro conflitti, con un conflitto che in questo paese è irrisolto tra rispetto del territorio, preservazione dell'ambiente e necessità del lavoro, che è altrettanto importante. Quindi è giusto che le persone trovino nel territorio in cui vivono e crescono la possibilità di avere un presente e un futuro, e quindi anche far conoscere un futuro ai propri figli. Ecco, questa è una questione che nel nostro paese, non solo in Sardegna, è irrisolta. Il film indica una piccola strada, cioè che è quella di ascoltare, cioè cercare una strada ascoltando le esigenze di tutti. Ecco, quindi non necessariamente andando e mettendo le persone una contro l'altra. Forse una strada, un punto di incontro ci può essere. Riccardo, una prima a Cagliari con la presentazione ieri a Roma, con un cast, si dice sempre un cast d'eccezione, in questo caso possiamo dire un cast giusto per questo film. Io non cerco i cast eccezionali, cerco i cast giusti, quindi le persone che raccontano bene la storia interpretando i loro personaggi. E poi cerco di mettere insieme gli attori su un progetto. Qui il progetto era raccontare questa storia per raccontare anche cosa avviene qui, che valori si esaltano, il senso di appartenenza, che è una cosa che dovrebbe appartenere a tutti noi, dovrebbe essere di tutti noi. E il senso di appartenenza è una cosa che qui ho sentito molto, molto forte e continuo a sentirlo, e anche il valore dell'identità. Ecco, sono valori che
attraversano la storia, che non devono appartenere a un luogo in un tempo definito o perché vanno di moda. Sono valori che dovrebbero essere sempre patrimonio di tutti noi. Emozione tanta, perché mai credevo di arrivare a questo punto di conoscere tanta gente importante come sto vedendo, e poi quando sono arrivato a quello che vedo mi emoziona molto. 84 anni non me le sento proprio. Io ho incominciato con una mia nipote, si chiama Azzurra Loi, e lei mi ha preso con il cellulare e ho detto parecchie parole, l'ha mandata a Riccardo le è piaciuta e mi ha preso subito. Sul 1975, bevo con questa famiglia mia, poi la prima volta è un'auga no. Dopo 25 anni, la seconda volta è non a tutto. Ahí c'è questa fila. Signore Fisio, lei si sta chiudendo in un impenetrabile ermetismo, proprio, non si capisce. Ma chi ha detto? Ha detto no. Ciao babbo, ho fatto un po' di spesa, eh? Ciao. Ah, bene. Buongiorno. Ma suo padre che lingua parla? Un sardo così stretto che qualche volta non lo capiscono nemmeno i sardi, lo capisco solo io. E allora quando c'è da parlare con qualcuno, specie con i forestieri, come lei, traduco io. E quindi suo padre prima ha detto solo no? Ha detto anche che nel 1975 lui e la nostra famiglia vi dissero no la prima volta. Adesso sono passati 25 anni, vi dice no la seconda. Ahí ci anda sa vita. Come? La vita va così. Giampi, mi sa che qua ci mettiamo più di 2 minuti. Il tuo ruolo è un ruolo, diciamo, che fa da filtro fra l'imprenditore immobiliarista e il pastore sardo. La risposta è sì, tutto giusto, tutto esatto. Cosa posso aggiungere io? Poco e niente, più niente che perché il mio personaggio è nella terra di mezzo, tra l'incudine e il martello, però insomma poi decido se andare a destra o a sinistra, ma non posso spoilerare. Assolutamente sì, un'esperienza con attori anche non protagonisti che è stata reale al 100%. Personaggi del luogo, del posto, poi parliamo anche di Ignazio che era proprio lui il personaggio, perché insomma molto vicino, un pastore anche lui, un non professionista eccetera, che però fa la sua parte egregiamente, per cui siamo tornati al neorealismo. Il tuo rapporto con la Sardegna, che sicuramente avevi già, è cambiato con questo impegno? Non è mai cambiato, io l'ho sempre amata, sono sempre cominciato a venire qui negli anni '80 e come animatore nei villaggi eccetera, ho sempre amato la Sardegna e poi insomma ci torno sempre. Con tutti i soldi che ti danno, nel mio bar di mattina prendi il caffè, a mezza mattina ti prendi l'aperitivo, di pomeriggio la birretta e tutti i sigari che vuoi. No. Un film che racconta una Sardegna, possiamo dire, anche attuale, è successo tanti anni fa, succede ancora oggi, è una commedia, anche tu fra i protagonisti, non è drammatica ma è reale. Intanto io non l'ho ancora visto il film, quindi di base sì, è una commedia dal retrogusto amaro sicuramente, racconta una realtà che esiste sempre, quella mia personalmente, del mio personaggio, quello che parte, si allontana dalla terra madre per andare a cercare lavoro, ma vorrebbe tornare, proprio per questo chiede a suo padre di vendere questo furiadroju, ma lui è cocciuto, poi dipende, è sicuramente molto divisivo come film, però no, scusa, puoi girare? No, perché mi stanno distraendo, perché sennò sembra, no, c'è Virginia Raffaele che mi sta... Ok, allora avvicinati, vieni,
vieni. No, vieni, sto parlando seriamente, se mi fai le boccacce. Facevo solo le boccacce a Cullin. Ecco, dicevo che è molto divisivo come film, perché c'è chi magari pensa avrebbe dovuto vendere piuttosto che tenersi questo Furia Atroce. Comunque, vedremo come verrà accolto dal pubblico. Secondo me è un film molto, molto bello, nonostante non l'abbia visto, ma di partenza è bello. Approfitto dell'occasione per chiederti dal tuo osservatorio, che è anche un osservatorio non solo regionale ma nazionale, lo stato di salute del cinema sardo. Adesso sta piuttosto bene secondo me, a parte se per cinema sardo si intende tutti i film che vengono girati in Sardegna, direi molto bene. Anche adesso ne stanno girando altri, un mio amico Mario Piredda è sul set in questo istante, questo film è stato girato in Sardegna, quindi secondo me ci sono grandi margini di miglioramento, ma a breve usciranno altri film. Andiamo, adesso. E Fisio, io mi sono indebitato per riempire la farmacia di creme, pappaie fermentate, integratori, tutte cose inutili che comprano i turisti, che con i fermenti lattici si fanno la doccia. Beh, racconta una storia vera, la storia di Ovidio Marras, che insomma ci fu questa causa contro i potenti del cemento e riuscì a spuntarla, giustamente viene raccontata in questo modo, viene raccontata con un cast pazzesco, a parte il sottoscritto, ma gli altri sono tutti bravi, e poi Ignazio, il protagonista, che diceva sempre no, abbiamo cercato di corromperlo, niente, lui diceva solo no, però è stata un'esperienza bella, girata in posti meravigliosi, che dire, dovete solo andare a vederlo perché veramente merita. Il tuo ruolo è un ruolo di un farmacista di paese che vorrebbe fare un salto di qualità, no? Beh, il farmacista del paese che cerca in tutti i modi di convincere il protagonista a vendere per poter far arrivare i turisti, perché i turisti vuol dire vendere molti più farmaci, e quindi lui ci tenta in tutti i modi, però non so come finisce. Io ci ho provato, devo dire che ci ho provato in tutti i modi, il finale non ve lo dico. Biografia coraggiosa in un momento particolare come quello questo per la Sardegna, che non è cominciato oggi ma c'è sempre stato, che è il grande dilemma tra vivere dove siamo nati e poterci restare. Interpreto un ruolo, la cosa più vicina a Dio, cioè quella legata al giudizio, i giudici quello fanno, un ruolo ispirato a una persona che ha fatto quelle scelte e ha scelto di lavorare con quella passione, è andata a fondo della questione e ha scelto da che parte stare, come aveva fatto il signor Marras. E non so cosa avrei fatto al suo posto, ed è sempre molto più facile essere bravi con le vite degli altri che non con la propria. Quindi credo che se anche questo film alla fine della visione generasse questo tipo di riflessioni in ognuno di noi, sarebbe la cosa più vicina alla magia che il cinema porta con sé, cioè non finire quando finisce. Capace che questi non aprono più quest'estate. Io ho fatto il mutuo per la casa. Io pago le rate della TV a LED. Io per l'iPad di mio figlio. Sindaco, là che ci sono Zubu, Ci siamo anche noi qua. Io ho già pagato il corso di skipper per mio figlio. Signori, Efisio Mulas deve ritirare la denuncia. Ma che ti mette a denunciare una joint venture? Noi vogliamo il lavoro! Guarda che questi se ne vanno! Devi ritirare la denuncia! Signori, allora, se avete delle cose da dire, facciamo come sempre, Vi mettete in fila di pomeriggio, perché io la mattina lavoro, entrate uno alla volta e dite quello che dovete dire. Allora, arrangiasi. Un film che racconta uno spaccato della Sardegna, una Sardegna rurale, turistica, ma sicuramente con la dignità di un'identità di radici molto forte. Lei ha interpretato il ruolo della figlia del pastore con un sardo d'eccellenza, possiamo dire. Ma guarda, se lo dite voi io mi inginocchio e vi ringrazio, perché ce l'ho messa davvero tutta, nel senso che è una lingua meravigliosa, al limite col giapponese ovviamente, perché Oberaiso Rigasa è giapponese, non è sardo. No?
ho cercato di dare il massimo e con tutto il rispetto ovviamente per il dialetto, per la lingua, e però mi sono sentita accolta e vi ringrazio davvero. Interpretare un ruolo in una terra così mistica, ancestrale come la Sardegna, anche con attori non protagonisti, ha avuto dei pro e dei contro? Dei pro e dei contro, sì, nel senso che ovviamente il contro di lavorare insieme a persone che non fanno questo lavoro è sempre lo stesso, no? Magari con un collega, un attore riesci a provarti delle battute, a tecnicamente a mettere su il modo in cui lo puoi provare, quantomeno. Invece ovviamente con i non attori però c'è un qualcosa di incredibile, che è una verità che viene fuori ed è dirompente, ed è quella che puoi cogliere, anzi devi seguire, devi cogliere proprio per dare veridicità al film. Perché vedere questo film? Perché sì, cioè non vedo il motivo per cui non dovete vederlo proprio, perché poi in Sardegna. No, perché è un film bello, è un film che quando esci credo che possa dare un po' di benessere, e non è semplice come cosa, non è neanche scontato uscire dal cinema con una bella sensazione comunque. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di trasmissione che abbiamo aperto con la 2 giorni del Congresso Europeo sul microcredito, ospite del conduttore graditissimo, il neopresidente della Spheres, Riccardo Barbieri. Deve dire il cronista che c'è un'amicizia che ci lega da tantissimo tempo. Andiamo agli inizi di questo secolo. Riccardo Barbieri era il mio
ospite di fiducia per quel che riguarda il mondo dell'economia e soprattutto quello della finanza. Questo arrivo alla SFIR dopo un lunghissimo percorso che l'ha portato dalla direzione di Fidicop alla crescita di Banca di Cagliari per poi arrivare al Banco di Sardegna e al gigante che c'è sopra il Banco di Sardegna nel Consiglio, l'ha poi portato al vertice della finanziaria regionale. Finalmente un uomo dell'economia finanziaria alla guida di quello che dovrebbe essere il portafoglio della regione sarda. È un percorso, questo che hai riepilogato, che ha un filo. Intanto io qua, tra l'altro nell'ambito di questa bellissima, importantissima iniziativa, mi sento di casa, c'è un forte marchio cooperativo, Coopfin, che è un pezzo importante di questo evento. Non dimentichiamo che è l'unico ente vigilato da Banca d'Italia sul 111, sul microcredito in Sardegna, ed è uno dei pochissimi operatori a livello nazionale, è l'unico ente di microcredito cooperativo in Italia ed è uno dei pezzi del nostro sistema finanziario cooperativo, del quale tengo a precisare io continuo a far parte con entusiasmo e guardando anche a ulteriori prospettive future. Queste prospettive, a proposito del filo di cui dicevo, sono coerenti, pienamente coerenti con questa mia nuova e assolutamente stimolante ma anche molto responsabilizzante posizione, che è quella all'interno della società finanziaria regionale. Perché c'è un comune denominatore? Perché oggi ci troviamo in una situazione in cui la combinazione di finanza pubblica, quindi di quelle che sono le risorse messe in campo prima di tutto dalla Regione Sardegna, e di finanza privata che è espressa prevalentemente dal mondo bancario, delle grandi e delle piccole banche, ha un punto di grande e crescente alert, di grande e crescente debolezza, che sta da un lato nei limiti della finanza pubblica per via di vincoli di bilancio, di complessità, di governance accentrata delle risorse, e dall'altro nella finanza privata e soprattutto nelle banche, che pur restando indiscutibilmente il più grande contributore di risorse, di denaro privato alle imprese, hanno i loro problemi, stanno cambiando modello di business e non possono soddisfare quello che oggi è un crescente fabbisogno delle imprese, a partire evidentemente da tutto il mondo dei cantieri innescati dalle grandi risorse europee, PNRR, programmazione 21-27, eccetera. La sintesi è che c'è bisogno di colmare un cono d'ombra che effettivamente si va a delineare attraverso un miglioramento di questa leva pubblico-privata, una più forte attrazione di investitori e di altri portatori di risorse. Questo credo che in estrema sintesi sia il ruolo affidato alle società finanziarie regionali e quindi alla SFIRS, che io in questo momento ho il compito di rilanciare a tutti gli effetti, rendendola lo strumento che deve essere il punto di ascolto e di ricevimento dei fabbisogni delle imprese, ma deve anche essere un punto di elaborazione di qualità di strumenti sempre più innovativi e sempre più complementari rispetto a quello che è un debito dalla parte di chi offre il credito, soprattutto bancario, che in Sardegna ma anche in Italia continua a registrare contrazione importante, con un preoccupante divario di costo del denaro tra le grandi imprese e le piccolissime. In questo nuovo compito alla guida della SFIRS è importante sottolineare una esperienza precedente di 3 anni che ha portato Riccardo Barbieri a conoscere la macchina. Io sono entrato in CDA SFIRS nel 2016 in un momento importante, perché ricordo che nel 2009 la SFIRS ha cambiato pelle, nata nel 66,
ma fino al 2009 società con diverse partecipazioni anche industriali e private, è orientata alla gestione di partecipazioni pubbliche con anche attività finanziarie in un'epoca però che oggi non esiste più. Nel 2009 la Sfirs è stata molto opportunamente trasformata dalla Regione nella cosiddetta in-house, quindi nello strumento di attuazione degli indirizzi di politica economica della Regione, con la Regione azionista unico. Oggi io credo che si possa parlare di una terza epoca, quindi io faccio tesoro del triennio 2016-19 che però stava all'interno del consolidamento di Sfirs come attuatore degli strumenti della Regione. Oggi noi vogliamo riposizionare Sfirs sicuramente come strumento attuatore della Regione, cercando di migliorare tempi di risposta e qualità del servizio, ma anche di potenziare l'altra anima della finanziaria, che è quella di intermediario vigilato, che può fare finanza diretta con mezzi propri. Abbiamo una disponibilità importante di patrimonio che oggi non è utilizzato e che possiamo mettere a disposizione, quindi vuol dire strumento di credito, evidentemente ci tengo a precisarlo, provenendo da lunga esperienza bancaria, non sostitutivo di quello che fanno benissimo con pro e contro, diciamo, che sono variabili esogene le banche, ma come in addizionalità, e quindi andando ad intervenire magari sulle anticipazioni di credito, sui tempi delle istruttorie o su filoni che le banche magari non coltivano appieno, per colmare un pezzo di fabbisogno che oggi è importante e cruciale per l'atterraggio degli investimenti nelle imprese. Si è sempre parlato di questo tesoro della Sfirs, nella cassaforte della Sfirs, che negli ultimi 20 anni non è stato utilizzato. Perché? Credo che sia un bene che negli ultimi 20 anni non sia stato utilizzato, se per utilizzo si intendono criteri e modalità che, come dicevo prima, appartengono al passato. La Sfirs del 1966 era nata con altre caratteristiche e altre finalità. Oggi l'utilizzo di un tesoro, se stiamo parlando del capitale sociale del patrimonio, che è superiore ai 100 milioni di euro, deve guardare prima di tutto a quelli che sono i vincoli regolamentari, alla tutela della stabilità del sistema finanziario. Noi non possiamo andare a stressare, usando insomma un termine un po' forte, quello che è la potenzialità di questo patrimonio. Il patrimonio deve essere gradualmente rimesso in campo, come dicevo prima, attraverso una prudente ma credo anche con forti prospettive leva su quello che è appunto la possibilità di fare finanza diretta. Non abbiamo da inventarci nulla, ci sono alcune finanziarie regionali nel novero delle 18 finanziarie che operano in Italia, che ci insegnano che questa attività si può fare anche con volumi significativi, può dare grande servizio e vantaggio alle imprese del territorio e può dare anche a noi le marginalità giuste. Andiamo alla chiusura della trasmissione con una domanda che vuole essere anche un'anticipazione. Riccardo Barbieri sta lavorando a un progetto ambizioso, quello di aumentare l'impegno di Cassa Depositi e Prestiti verso la nostra isola, con un rapporto di amicizia, di dialogo con la finanziaria regionale. Sì, CDP resta un punto di riferimento e non dimentichiamo che dal punto di vista anche tecnico normativo Cassa Depositi e Prestiti è in Italia l'unico istituto cosiddetto nazionale di promozione, cioè lo Stato, il governo, attribuisce al momento esclusivamente a Cassa Depositi e Prestiti il compito di programmare la gestione delle risorse comunitarie ed europee e fondamentalmente di attuarle e distribuirle nel territorio. Noi, qua faccio riferimento alla esperienza in Anfir, nella associazione
delle società finanziarie regionali stiamo portando avanti in piena sinergia con CDP, con la quale peraltro me ne sono occupato io in Commissione Finanza di Anfira. Abbiamo siglato ben 3 protocolli ad oggi negli ultimi 5-6 anni. Noi puntiamo a riconvertire questa governance molto accentrata delle risorse con un maggior riequilibrio verso il territorio e i territori, andando a individuare, di questo io sono più che convinto, la finanziaria regionale che sta nel territorio, evidentemente in Sardegna la SFIRS, come il punto di snodo e di valorizzazione delle enormi risorse che ha CDP. La sintesi è che ben venga l'apertura delle sedi territoriali di CDP, perché CDP ha necessità di essere presente nel territorio, altrimenti ha difficoltà a mettere a terra le risorse ormai sempre più a favore delle piccole e medie imprese, ma deve essere una presenza che non può prescindere da quelli che sono gli attori nel territorio, che sono in grado di selezionare i progetti, che conoscono le imprese e che possono anche fare da polo di attrazione di altri soggetti per gli investimenti. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.